Buonasera da Sicilia 24, questi titoli. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa, l'isola simbolo delle migrazioni, una visita nel segno della memoria, dell'accoglienza e della speranza. Dalle 9:30 le dirette su Telecolor. 3 ergastoli per la strage di Altavilla Milicia. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato Giovanni Barreca per la morte della moglie di 2 figli, con la complicità di Sabrina Fina e Massimo Carandente. Catania tenta di uccidere la compagna strangolandola. La donna è ricoverata in gravi condizioni. Arrestato un 30enne, il cui padre è in carcere per tentato femminicidio. Forse il racket dietro gli spari esplosi contro la macelleria a Catania, 6 bossoli ritrovati dalla polizia. Tensioni nel campo largo in vista delle elezioni regionali. L'ultimatum di Ismaele Lavardera sulla sua candidatura a governatore spacca la coalizione e irrita gli alleati. Messina, 2 date da tutto esaurito per Max Pezzali in concerto, un omaggio ai colori giallo-rossi e a Franco Scoglio, poi le sue canzoni che hanno entusiasmato il pubblico di più generazioni. Calcio, il Catania ufficializza Emilio Longo sulla panchina rossazzurra, firmato il contratto di 2 anni con opzione per il terzo. In un comunicato ufficiale gli auguri di Ross Pelligra al neoallenatore. Bentrovati, e domani a Lampedusa accoglierà Papa Leone XIV. Preghiera per le vittime del naufragio, omaggio a Papa Francesco e la messa nella cattedrale a cielo aperto dell'Arena. Un messaggio forte su accoglienza, dignità umana e salvataggio delle vite in mare. Davide Sardo. Lampedusa si prepara a vivere una giornata storica. Domani Papa Leone XIV sarà nell'isola, simbolo delle migrazioni, una tappa significativa del suo pellegrinaggio lungo le rotte dei profughi dopo la recente visita alle Canarie. Il pontefice inizierà la sua permanenza con una preghiera nel cimitero di Cala Pisana, davanti alle tombe delle vittime dei naufragi. Poi raggiungerà il Molo Favarolo, dove benedirà la targa che intitola lo scalo a Papa Francesco, protagonista della storica missione a Lampedusa nel 2013. Momento centrale sarà la messa nello stadio Arena, trasformato per l'occasione in una grande cattedrale a cielo aperto. Accanto all'altare troveranno posto la Madonna di Porto Salvo e l'antico crocifisso della cattedrale di Agrigento. Le opere liturgiche realizzate da Igor Scalisi Palminteri richiamano il mare, la migrazione e la speranza, mentre una linea rossa ricorda le vite perdute nel Mediterraneo. Alla vigilia dell'arrivo del Papa, l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano parla di una carezza per le vittime delle migrazioni e di un messaggio chiaro: la vita umana va sempre salvata. Intanto, dopo l'intervento del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, scongiurati i disagi legati allo sciopero del personale aereo che rischiava di bloccare migliaia di fedeli diretti sull'isola. E domani dalle 9:30 i primi appuntamenti con i collegamenti con Lampedusa. La nostra Adelaide Barbagallo ci racconterà la visita del pontefice, intanto nei nostri telegiornali, e poi vi ricordiamo alle 10 un appuntamento speciale appunto con il collegamento con Adelaide Barbagallo da Lampedusa, e in studio il nostro direttore Michele Cucuzza. Alle 10:30 la diretta della messa appunto del pontefice. E adesso cambiamo decisamente argomento. La strage di Altavilla, il giorno della giustizia, è arrivato ieri, così la mamma di Antonella Salamone ha commentato la condanna all'ergastolo del genero e della coppia complice del drammatico esorcismo di 2 anni fa, che costò la vita anche ai 2 figli della vittima, uccisi durante un folle rito di purificazione. Maglio Viola. Sono stati 2 anni difficili, sono rimasta in piedi attendendo oggi, il giorno della giustizia. È il commento di Rosalia Licata, la mamma di Antonella Salamone e la nonna di Kevin ed Emanuele, le 3 vittime della strage di Altavilla. Nei corridoi del Palazzo di Giustizia di Palermo l'atmosfera è quasi surreale quando sta per arrivare alla mezzanotte e viene finalmente pronunciata la sentenza. Ergastolo per Giovanni Barreca, marito e padre delle 3 vittime seviziate fino alla morte per scacciare il demonio, e per i 2 santoni, Sabrina Fina e
e Massimo Carandente. La seconda sezione della Corte d'Assise di Palermo ha considerato Barreca in grado di comprendere la gravità delle sue azioni, nonostante lui continui a mostrarsi pazzo e sicuro di aver fatto la cosa giusta. Fra l'8 e l'11 febbraio del 2024 avrebbe insieme a Fine e Carandente, con l'aiuto anche della figlia maggiorenne Miriam, seviziato e ucciso prima la moglie Antonella Salamone, poi il figlio Kevin di 16 anni e alla fine il minore Emanuele di soli 5 anni. La Corte ha stabilito anche un risarcimento di 1 milione di euro per i familiari immediatamente esecutivo. Resta libera, ma è in cura invece Miriam, la figlia maggiore, giudicata dal Tribunale dei minori perché all'epoca dei fatti, nel 2024, aveva 17 anni quando la strage fu compiuta. Condannata a 12 anni in primo grado, a marzo scorso Miriam è stata invece assolta in appello perché giudicata temporaneamente non in grado di intendere e di volere. La perizia che ha portato a questa sentenza è stata però segretata dal Tribunale dei minori e dunque non se ne conoscono i dettagli. Adesso a Catania un tentato femminicidio che ha un retroscena davvero particolare. È stato arrestato un trentenne per questo tentato omicidio, questo tentato femminicidio. Perché è singolare? Perché il padre dell'uomo è già in carcere per avere cercato di uccidere l'ex moglie a coltellate. Tonino De Mano. Ha tentato di ammazzare la compagna ferendola gravemente. La particolarità è che il 3 aprile scorso il padre dell'uomo aveva fatto la stessa cosa, ovvero aveva accoltellato questa volta l'ex moglie ferita in strada a Picanello con una serie di fendenti e poi sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il trentenne ha invece tentato di uccidere la compagna picchiandola e tentando di strangolarla. L'aggressione è avvenuta mentre la donna era in videochiamata con un'amica che ha assistito alle prime fasi delle violenze, allertando le forze dell'ordine. Per entrare nell'abitazione della coppia, la polizia ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco perché nessuno apriva la porta. Una volta dentro, gli agenti delle volanti hanno trovato l'uomo a letto che faceva finta di dormire e la donna con il volto tumefatto ed evidenti segni di violenza. La vittima dell'aggressione ha riportato la frattura del naso e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Dal racconto delle amiche è emerso che l'uomo aveva una gelosia morbosa nei confronti della compagna con la quale aveva instaurato una relazione sentimentale da meno di un anno, ma nel febbraio scorso la polizia era già intervenuta a casa della coppia per un episodio di violenza domestica. Nel 2023 il trentenne era stato destinatario del provvedimento dell'ammonimento del questore per violenze ai danni di un'altra donna, l'ex moglie. Il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Nico Pandetta, il cantante neomelodico coinvolto nell'inchiesta Abisso su un traffico di droga tra il clan catanese Cappello Bonaccorsi e la cosca siracusana di Santa Panagia. Secondo l'ipotesi d'accusa, Pandetta avrebbe fatto da intermediario tra i due gruppi criminali durante la detenzione. Tra 45 giorni i giudici depositeranno le motivazioni della decisione. Restiamo a Catania, malviventi sparano contro la saracinesca di una macelleria a Cibali, 6 bossoli rinvenuti dalla polizia. Non si esclude l'ipotesi che dietro questo gesto ci sia il racket delle estorsioni. Sentiamo. Potrebbe esserci l'ombra del racket dietro la sparatoria ai danni di una macelleria equina in via Stazzone nel quartiere catanese di Cibali. Almeno 6 le pistolettate esplose in piena notte contro la saracinesca dell'attività commerciale gestita a conduzione familiare. A sparare, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un malvivente con il volto travisato che si trovava a bordo di uno scooter in compagnia di un'altra persona. Sul posto, allertati da una telefonata al 112, sono arrivati gli agenti delle volanti per il primo intervento e la scientifica che, dopo un sopralluogo, ha trovato 6 bossoli di pistole in strada in corrispondenza della saracinesca. Sulla vicenda indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura di Catania che si muove in tutte le direzioni, non tralasciando alcuna ipotesi investigativa e valutando anche se ci siano collegamenti con altre sparatorie avvenute nell'ultimo periodo in città. Una spirale di violenza che contestualmente è un incubo in cui sembra piombato il capoluogo etneo. Non a caso lunedì a Catania è previsto un vertice della Commissione regionale antimafia. A Palermo l'assessore Fabrizio Ferrandelli girerà con la scorta. A stabilirlo il prefetto Mariani dopo le minacce e le aggressioni subite negli ultimi mesi dal componente della giunta La Galla. Ferrandelli da tempo ha intrapreso una politica di contrasto agli abusivi che occupano le case popolari dopo la prima misura dello scorso novembre e adesso avrà una tutela continua, solidarietà trasversale dal mondo politico.
Politica, il campo largo deve fare i conti con l'estate. L'ultimatum di Lavardera per scegliere il candidato presidente scade a settembre, ma gli alleati non l'hanno presa bene. Manlio Viola. No agli ultimatum. Nessuno ha detto che il candidato non dovrà essere lui, Ismael Della Lavardera, ma deve rispettare anche gli altri partiti della coalizione. È la reazione delle forze del campo largo all'ultimatum lanciato dal leader di Controcorrente, che di farsi da parte non ha alcuna intenzione. Il candidato migliore alla presidenza della regione ritiene di essere lui e chiede ai partiti di sposare questa candidatura. Se non lo faranno entro settembre andrà da solo. Un atteggiamento che fa saltare sulla sedia tutti gli altri. C'è il PD che non ha ancora sciolto il nodo primarie, sì oppure primarie no. Ci sono poi i 5 Stelle che hanno già messo in campo la candidatura di Nuccio Di Paola, vicepresidente all'Ars e coordinatore del movimento nell'isola. I pentastellati rimproverano poi a Lavardera di aver pescato nelle loro fila per dar vita al gruppo parlamentare di Controcorrente all'Ars. Così non si crea valore aggiunto, dicono, e si rimescolano solo le carte dentro la medesima area elettorale. Ma l'ultimatum di Lavardera indispone anche i partiti minori, con più Europa che sottolinea come l'atteggiamento rende più difficile il confronto, mentre AVS pensa che l'estate servirà a trovare la quadra. Su tutti torna il pentastellato Nuccio Di Paola, che ricorda come ancora non ci sia fissata neanche la data delle elezioni. Se si andasse a scadenza naturale, manca ancora 1 anno e mezzo, sottolinea. Prima di fermarci per una pausa, una notizia di agenzia: 2 furti, altrettanti danneggiamenti nell'arco di appena 4 giorni nella sede della Croce Rossa di Gela, siamo in provincia di Caltanissetta. A inizio settimana c'era stato un primo colpo messo a segno nella struttura di via Madonna del Rosario, con danni notevoli. Ieri notte invece un altro raid dei ladri, scoperto questa mattina dagli operatori, che proprio ieri per l'intera giornata sono stati impegnati nel servizio ai fedeli proprio per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo parlandovi del tour della Rossa, insomma, che fa tappa a Palermo. Parliamo naturalmente della Ferrari. A tra poco. Siamo tornati in studio. Il tour della SF24 fa tappa a Palermo, la Ferrari del campionato del mondo di Formula 1 in mostra al Politeama. Tanti fan e gli appassionati che fanno la fila per vedere da vicino la Rossa. Marco Gullà. Una rossa davanti il Politeama Palermo. Dopo il successo delle tappe di Torino, Verona, Bologna e Napoli, prosegue nel capoluogo siciliano il tour della SF24, la monoposto della Ferrari che ha preso parte al campionato del mondo di Formula 1 nel 2024. Fino a domenica cittadini e appassionati avranno l'opportunità di vedere da vicino la rossa per ammirarne la sua bellezza e scattare una fotoricordo. Ci sono tantissime persone, quindi siamo veramente molto contenti. Questa è l'ultima tappa del tour estivo che poi porterà l'auto a Monza per il GP. Arriviamo, abbiamo fatto Bologna, abbiamo fatto Napoli, adesso siamo qui e l'accoglienza che abbiamo ricevuto da Palermo è stata veramente pazzesca. E se in questi ultimi anni la Ferrari non ha fatto gioire molto i suoi tifosi, vedere la rossa da vicino è sempre una grande emozione, una passione che non ha età. Io faccio anche le nottate, le mattinate. Gioia e dolori sono, la Ferrari per me è gioia e dolori, ma mai nessuno mi separerà da questo amore. Sì, tantissimo, anche perché mio marito è patito di Leclerc, della Ferrari. Lascia il suo segno, il rosso Ferrari è un mito, è un'icona, emozioni, basta così. Il Golfo di Catania è ricco di delfini che lo hanno scelto come habitat naturale. L'associazione Mare Camp da tempo si occupa di censirli. Insieme a loro la nostra Lorena Dolci è andata in mare per cercare di avvistarli. Saliamo sulla Tommy, una barca a vela sequestrata agli scafisti, adesso di proprietà di Mare Camp, un'associazione di volontariato certificata nel monitoraggio dei cetacei. Si mollano gli ormeggi e lasciamo il porto di Catania, alla ricerca di delfini. Quasi ogni giorno li vediamo, però il golfo è grande. Questo golfo rappresenta l'habitat giusto per tursiopi e stenelle, le 2 specie di delfini che qui si stanno moltiplicando, creando anche problemi ai pescatori. Dei tursiopi fotografiamo la pinna che come
una firma, ogni pinna è diversa. Spesso riusciamo a fotografarli con la testa di fuori che ci guardano. Qui sono interessati a noi e quindi sono venuti loro sotto il gommone, continuano a seguire il gommone. Le Berti e i gabbiani volano a pelo d'acqua, il mare ribolle per la presenza di tonnacchioli affamati, ma dei nostri amici delfini nessuna traccia. Loro sono mammiferi, quindi sono anche un indicatore dell'ecosistema, se va bene, se non va bene, quindi perché seguono il cibo tendenzialmente. Questa è l'app che utilizziamo per segnalare, diciamo, tutti i punti d'avvistamento, che poi vengono riportati sul database e ci permettono di analizzare poi a fine stagione tutti i dati. Per localizzare eventuali presenze caliamo l'idroforo, un microfono subacqueo. Praticamente riusciamo a ascoltare i suoni del mare. Noi lo utilizziamo per registrare appunto i suoni dei cetacei. Quando ormai abbiamo perso le speranze, ecco che i delfini dispettosi finalmente appaiono. Eccolo, lo vediamo. Che specie è? Un tursiope. Spesso loro utilizzano le onde come trampolini di lancio per immersioni veloci, quindi saltano fuori per potersi immergere velocemente, ma anche per semplicemente giocare, fare un po' di surf. E adesso la musica, un artista che piace a più generazioni, le sue canzoni hanno infiammato per 2 serate consecutive il pubblico dello stadio di Messina. Sentiamo Eva Spampinato. Max Pezzali omaggia la città di Messina, così. Il maxi schermo che proietta le immagini del mitico allenatore Franco Scoglio, a cui oggi è dedicato lo stadio, che in questi 2 giorni si è trasformato in un catalizzatore di emozioni e ricordi, e una panchina in movimento con le maglie del Messina in bella mostra. Doppio sold out per il Max Forever Tour, in un viaggio tra grandi successi degli 883 e le emozioni degli anni 90, che sul palco rivivono anche grazie alla scenografia. Un Walkman, la Nintendo, un vecchio cellulare, un giradischi, gli occhiali da sole e il pupazzo One, tutti in formato gigante, tutte icone degli anni 90. Pezzali riempie gli stadi in tutto il paese, a Messina richiama fan entusiasti da tutta la Sicilia e dal sud Italia. Non si risparmia e porta a termine una serata con una scaletta di ben 27 brani. Il comune di Militello in Val di Catania ha conferito la cittadinanza onoraria a Michel Hunziker. Il riconoscimento è stato consegnato, come vedete, dal sindaco Giovanni Burtone durante la presenza della conduttrice in Sicilia per le nozze della figlia Aurora Ramazzotti. Il legame tra la Hunziker e il borgo risale all'adolescenza, quando conobbe Militello grazie al suo primo fidanzato, figlio di migranti del paese. Venne poi ricordato pubblicamente anche a Sanremo con Pippo Baudo. Adesso ci fermiamo, ovviamente una pausa, e poi il calcio con l'ufficializzazione del neo allenatore Longo sulla panchina del Catania. E adesso siamo al calcio. Dopo Varrà, il Catania ha ufficializzato l'accordo con l'allenatore Emilio Longo. L'ex del Crotone ha firmato un contratto biennale con opzione del 3° anno. Sergio Colosi. Adesso è ufficiale, Emilio Longo è il nuovo allenatore del Catania. Giunto in città ha incontrato la dirigenza per definire gli ultimi dettagli di un contratto che lo lega al club rossazzurro per i prossimi 2 anni, con opzione del 3° a favore del Catania. Nel comunicato gli auguri di buon lavoro da parte del presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti. In sede, oltre che con il vicepresidente Grella, si è confrontato con il nuovo DS Varrà. Con quest'ultimo sono state gettate
gettate le basi per la prossima campagna acquisti, pianificando l'ormai imminente ritiro che si svolgerà in 2 fasi, la prima in sede al Massimino, la seconda a Norcia in Umbria, dove la squadra disputerà alcuni amichevoli prima di preparare l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Vicenza, in programma il 9 agosto. Il primo a lasciare Catania con destinazione Virtus Entella è stato l'attaccante Forte. Motivati e con un forte senso di appartenenza è il profilo di calciatori che il club etneo cerca sul mercato. Tra questi il difensore centrale Jonathan Spedalieri, nato a Biancavilla, svincolato e la scorsa stagione a Renate. Da valutare nella prima fase del ritiro l'ala destra Alessio De Angelis. Il vice Dini potrebbe essere la giovane promessa Christian De Falco. Dialogo aperto con l'Ascoli per Gori e Del Sole, con il Cosenza per Andrea Rizzo Pinna e con il Crotone per Vinicius, Musso, Zunno e Di Pasquale. Non ci sono altri aggiornamenti, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.